Il welfare aziendale è sicuramente uno strumento di innovazione organizzativa, parlando in particolare delle imprese di piccole dimensioni. Basta guardare i dati del Welfare Index che danno proprio questo segnale, che nelle imprese artigiane stanno crescendo i modelli di welfare aziendale a 2 cifre. Che cosa sono legati questi strumenti? Sono legati ai temi della gestione del personale, soprattutto perché attraverso le politiche della gestione del personale si crea fidelizzazione, si crea valorizzazione del personale, si motiva il personale, ma soprattutto si ripara quelle che vengono chiamate le discriminazioni, perché il welfare è, diciamo, neutro, quindi riguarda uomini e donne nelle organizzazioni, soprattutto quelle più evolute.